Scatman's World. Comandone veneziano, allora siamo fatti su Flight Simulator per riprendere il Giro d'Italia. Siamo qua a Punta Raisi, a Palermo, e dobbiamo arrivare da Palermo a Bari, ragazzi. Bari ho lo scenario, quello là scaricato, quello di Aerosoft, là, quindi praticamente è un scenario fatto meglio, curato meglio, e non ho pensato che non ho guardato apposta la pista, perché nel senso che forse può essere cambiato anche il codice per l'ILS, visto che è l'aeroporto nuovo, quindi se il codice è diverso da quello di default ci dobbiamo nel sedere, perché dobbiamo fare un atterraggio molto più manuale e quindi con vaneggi in più. Ma sinceramente, visto che lo sapete, l'obiettivo di questa serie su Fly, il mio, non è quello di fare le cose da professionista, ma è quello di cazzeggiare a più non posso con classe, proprio il cazzeggio di classe. Ok, guarda che bella qua Palermo, perfetto, vediamoci qua il paesaggio e tutto, buono. Però qua ho sbagliato, usiamo Fraps, perché Nvidia qua, il programma dell'Nvidia secondo me è un po' più pesante per questo gioco. Comunque ci ribecchiamo tra un attimo. Vai ragazzi, autorizzazione al decollo e andiamo. Salutiamo Palermo e andiamo verso Bari Center. Andiamo a volare. Con il nostro Boeing 747 Alitalia. Purtroppo con Fraps sto gioco è pesantissimo, io non capisco il perché. In realtà è un gioco vecchiotto, ma con Fraps è così. Con Fraps è così purtroppo. Vola. Aeroplanino. Vola. Eccoci qua. Ci siamo ragazzi, siamo in volo. Beh ragazzi, abbiamo lasciato l'aeroporto di Palermo, eccolo qua, perfetto, ormai è già abbastanza lontano, eccola qua la bella Sicilia e la bella Palermo, e adesso pronti verso Bari ragazzi. Tempo chiaramente sereno, ho messo io sereno perché chiaramente Bari con le nuvole non ha molto senso secondo me. Oddio, mi sono dimenticato qualcosa. Perché aspetta un attimo ragazzi, scusate. Aspetta un attimo. Ok, scusate ragazzi, ma c'ho il joystick che non era configurato. Bene, molto bene, che bello. Sono le cose meravigliose della vita. Eccoci qua. Ok, aumentare a 11.000. Perfetto. Ancora, mamma mia, sopra un incoglionio. Che bella la Sicilia è dietro di noi. Andiamo. Contattare Roma Centro. Mamma mia, sto Fraps maledetto. 11.000. 11.000. Ok. Contattare Roma Center. Sono 227 miglia, quindi veramente fermo presto. La cosa è positiva. Roger. Ok. Ciao. Ormai siamo quasi alla quota di crociera e io godo. C'è tanto mare chiaramente. E ci siamo ragazzi.
Molto, ragazzi, molto. Vai di momento quark. Raga, c'è poco da dire. Il vero monumento di Bari è solo uno. Antonio Cassa Cassano, ragazzi. L'uomo più elegante e più intelligente della Serie A Team. Veramente Antonio Cassano è ammirato da tutti i turisti che arrivano a Bari, in tutti i musei del mondo. È stato al Louvre, alla National Gallery di Londra, nei musei veneziani, dappertutto. È portato come opera d'arte di valore inestimabile, ragazzi. Raga, il momento quark è finito qua. Come sempre i momenti quark sono momenti di una cultura, di un'intelligenza superiore. E niente, un saluto da Piero e Alberto e il commenta Angela. Ragazzi, mancano 42 km, tramonto barese spettacolare, perché ragazzi adesso a parte i vaneggi del momento quark, che chiaramente, insomma, è chiaro che Bari è famosa e è apprezzata per ben altre cose, non per Cassano. Cassano sicuramente è conosciuto a Bari, ma la Puglia ha sicuramente, tra il mare e altre cose, sicuramente è famosa anche per cose un po' più importanti, ecco. A parte questo vaneggio dei momenti quark, ormai siamo quasi arrivati, sono viaggi corti questi. Ok, speriamo veramente, sono proprio curioso di vedere la pista, se è giusto il codice per l'ILS. Eccoci qua. Eccolo qua, però il tramonto è qualcosa di meraviglioso, cioè veramente. Eccoci qua. Mi scuso sempre se con Fraps il gioco è più lento, un po' più, diciamo, va un po' più al rallentatore, ma poi con YouTube ancora di più si vede purtroppo. Però ormai ci siamo, ragazzi. Siamo vicini a Bari. Virare a sinistra per Prua 05. Va bene. Va bene. Prua 5. Vai Paolino, vai Paolino, vai. Vai. Vai Paolino, vai Paolino, vai. Ho anche esagerato. Ok. Vai, curva aeroplanino, curva aeroplanino. E l'aeroplanino sta curvando, tan tan tan. L'aeroplanino sta curvando, tan tan tan. Scusate ragazzi, i momenti sono sempre più di panico ormai, Ok. Veramente speriamo che il codice sia giusto, perché non ho proprio voglia di fare figure di merda con atterraggi scandalosi, anche se è anche colpa mia perché non ho guardato le istruzioni del DLC, e quindi si succede, ce la godiamo, ci divertiamo con un atterraggio del cazzo, perché alla fine si gode, te lo godi troppo, gli atterraggi del cazzo te li godi, c'è poco da fare. Ragazzi, mancano 24 miglia, autorizzazione, quindi devo scendere a quota 3000 metri, Prua 35, virare a destra Prua 35, autorizzati per avvicinamento a ILS pista 7. Ok, adesso bisogna pregare che il codice sia giusto, dobbiamo proprio pregare. Torre di Bari. Siamo in allineamento, ragazzi, siamo in allineamento con la pista, speriamo bene. Bari, Roger, body center, autorizzazione all'atterraggio. Affermativo, lei può atterrare. Ok. Il panico è sempre più grosso, ragazzi. Eccoci. L'aeroporto sarà giù circa di là. Ok. Vediamo un po' caricarsi, ok. Vediamo un attimo. Ok, siamo ancora, beh sì, ok, siamo abbastanza allineati. Flap. Mettiamo così intanto. Forse un po' presto, ma chi se ne frega.
voglio stare tranquillo, perché siamo quasi arrivati a Bari Center. Vediamo se va il joystick però adesso. Vediamo se va il joystick. Ok. Ok, va. Vediamo un po'. Perfetto, eccoci qua, il tramonto sempre più figo. Qua sono un po' le texture che vanno per i cazzi suoi. Eccolo là l'aeroporto, è là. Ok. Bisogna sperare, ragazzi, veramente, che il codice sia lo stesso, che tutto sia perfetto, se no son cazzi amari, son cazzi. Tanto deve sia girare per allinearsi sia scendere quando arriva proprio nel sentiero di discesa. Preghiam, preghiam, preghiam. Sto cazzo. Oh, allora per girare forse gira, vediamo. Aspetta, sono un coglione. No, sono deficiente. Sono un coglionazzo. Ah, la cosa mi sono dimenticato. Porca di quella, porca. Bravo, bravo. Forse, forse sono in tempo ancora. Speriamo. Eccolo qua. Sta andando da solo. E andiamo qua del tutto. Flap così, vabbè, chi se ne frega, tanto ragazzi il nostro obiettivo è divertimento e cazzeggiare. Solamente non siamo qua per fare i professionisti del volo. Ok, per essere allineato l'aereo si sta allineando, bisogna capire se scende però. Questo è l'importante, capire se lo stronzo scende. Dai vecchietto, su. Eccolo qua. La con Fraps fa una fatica, ragazzi, che è una roba disumana. È disumana la fatica che fa con Fraps. Vediamo se scende. Sta scendendo. Godimento lento. Na 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 na. Fammi godere. Siamo a Bari, ragazzi. Siamo a Bari Center. Sta scendendo almeno il porco, sì. Ok. Che due maroni, però che sempre purtroppo con Fraps perde abbastanza fluidità. Lo sappiamo, è così. Pazienza, spero non dia fastidio. Scendi, stronzone, scendi. Eccoci qua. Ecco Bari. Le lucette di Bari, le lucette. Ok. Dai fioi. Non possiamo sbagliare l'atterraggio. Ormai ci siamo, eh. Ormai ci siamo, ragazzi, ormai ci siamo.
Ok, attenzione. Attention. Attention. Dai che siamo a Bari, dai che siamo a Bari. Porca puttana, vedi, con sti rallentamenti faccio che fatica, cazzo. Ah. Catroia. Eccoci qua, ragazzi. Siamo arrivati. Chiaramente, ragazzi, è chiaro che è un po' un rallentatore un po' laggoso, quindi voglio capire se può essere un problema, se dà tanto fastidio o se invece possiamo anche fregarci e andare avanti. Però non so, purtroppo soprattutto sui scenari con i DLC va proprio lentissimo. Frena, stronzo. Oddio, sta finendo tutto. Ok, forse ce la possiamo fare, grazie. Perfetto. Ora ragazzi, tiraggio un po' di merda, più che altro anche perché veramente andare all'allentatore è difficile. E niente raga, un saluto dal comandante veneziano, siamo arrivati a Bari e vogliono, sì, sapere qualcosa sul discorso del lag, perché se dà tanto fastidio chiaramente la finiamo qua la serie del Giro d'Italia. Buon raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.